Onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto. E allora eccoci qua per questa puntata del 2 giugno dedicata sempre dell'altra metà della radio. Io voglio salutare la nostra padrona di casa, la nostra Laura Ravetto, che come sempre è una Iron Woman perché riesce a fare 3000 cose contemporaneamente lavorando sodo e poi alla fine le fa anche bene, quindi a differenza mia. Cara Laura, ben trovata. Troppo buono. Ben trovata. Allora, introduciamo qui la nostra discussione di oggi. Io ho Orizzonte-Scuola.it, ti voglio leggere questa notizia. Donne che rinunciano al lavoro dopo la maternità, child penalty, la carenza delle strutture per l'infanzia, penalizzate soprattutto le donne al sud, dati e investimenti. Allora, cos'è la child penalty? L'insieme degli svantaggi sul piano occupazionale e retributivo subiti principalmente dalle donne dopo la nascita del primo figlio. Questo fenomeno comprende decisioni come l'abbandono del lavoro, il passaggio a forme contrattuali ridotte, tipicamente part-time. Per valutarne l'impatto in termini occupazionali si analizza l'evoluzione dell'impiego tra uomini e donne prima e dopo la nascita del primo figlio e si calcola la variazione percentuale. Cosa succede? Succede che in Italia i padri mantengono traiettorie lavorative sostanzialmente stabili dopo l'arrivo di un figlio. Al contrario, le madri registrano una probabilità inferiore di 33 punti percentuali nel tornare al lavoro a 5 anni dal parto. La child penalty rappresenta circa il 60% della differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne, aggravando le disparità di genere sul mercato del lavoro. Dov'è che si è più penalizzati? Sud e isole, specialmente quando i figli hanno meno di 5 anni. Nord-ovest con una penalità minore rispetto alle altre macroaree, specialmente i figli più grandi. Le penalità si riducono quando l'età del figlio aumenta da 5 anni a 6-17 anni, ma restano comunque significative in tutte le aree. Che cosa si può fare davanti a tutto questo, Laura? Intanto è significativo che ancora una volta l'uomo va a lavorare e la donna sta a casa a fare i figli. Cosa è successo? Che cosa si può fare? Si può continuare sulla strada che questo governo ha intrapreso, cioè qua bisogna rendere la maternità una cosa neutra per il lavoro delle donne. E come fai a renderla neutra per il lavoro delle donne? Facendo sì che non siano solo le donne ad averne i gravami, e facendo sì che quando un imprenditore va ad assumere un uomo o una donna sia neutro nell'assunzione, cioè non è che mentre lo va ad assumere pensa vabbè però se assumo una donna poi lei mi starà a casa molto più tempo, e sia prima che durante che dopo il parto, perché se è giusto secondo me che ci siano dei congedi obbligatori per la donna rispetto all'uomo, perché viva Dio Antonino siamo noi che portiamo la pancia, non è però giusto che nella fase successiva di crescita del figlio le incombenze siano tutte a carico della donna, anche perché molti uomini vogliono prestarsi a queste incombenze, che poi non sono solo incombenze, sono anche grandi piaceri. Cioè io parlo con degli uomini che mi dicono ma io vorrei passare più tempo con mio figlio. Allora che cosa ha fatto questo governo di significativo? Ha reso anche usufruibili dai padri i congedi cosiddetti volontari, cioè dopo che la gravidanza è terminata, quando si sta crescendo il figlio, anche gli uomini possono chiedere le stesse mensilità, noi l'abbiamo fatto per 3 mensilità, all'80% della retribuzione, esattamente come le donne. Dove sta il problema? Che nonostante questo governo abbia fatto tutta questa serie di iniziative, ancora sono pochi i padri che usufruiscono di questi congedi. E perché? E perché chi si sacrifica? Lo stipendio della donna. E perché si sacrifica lo stipendio della donna? Cioè parliamoci chiaro, no? Se ti retribuisco solo l'80%, solo, è tanto l'80% dello stipendio, però tu quale vai a sacrificare? No? Vai a sacrificare lo stipendio minore, perché ti chiedi il 100% di quello maggiore. E perché sempre la donna starà a casa, quindi comunque perché lo stipendio femminile è di media più basso di quello maschile.
Punto. Questa è la prima strategia su cui dobbiamo insistere, la parità salariale. La parità salariale che però non è che può perseguire solo il legislatore, dovrebbe essere prima di tutto attenzione del sindacato, perché non esiste che in un mondo ipersindacalizzato come quello del lavoro italiano ci si ritrovi incredibilmente ancora in situazioni in cui a parità di mansioni la donna guadagna di meno, e si dovrebbe anche insistere sulla possibilità di accedere a posizioni qualificate da parte della donna, perché anche qui non è ammissibile che non solo ci sia un gap di immissione nel mondo del lavoro delle donne, specialmente al sud, ma ci sia un gap, diciamo come vuoi, una grande differenza tra ruoli dirigenziali o comunque di quadro degli uomini rispetto alle donne. Questo è uno sforzo collettivo che però, ripeto, questo governo sta affrontando, e non solo con lo strumento del congedo parentale, ma anche con la decontribuzione dell'assunzione delle donne lavoratrici madri. Tutte queste cose hanno avuto un impatto, perché hai visto che 2 settimane fa c'è stata l'analisi fatta dall'INPS sul lavoro a tempo determinato e indeterminato, e avrai visto che c'è nel nostro paese il record occupazionale di donne rispetto agli ultimi 10 anni. Questo perché evidentemente queste politiche funzionano. Le politiche per la maternità, al contrario di quello che dice la sinistra, che dice voi fate politiche di maternità perché volete le donne a casa a fare figli, servono esattamente al contrario, servono a consentire alle donne di fare i figli e di andare anche a lavorare. Certo, fare figli e poter andare anche a lavorare, esattamente. Invece però, diciamo così, la situazione è tale che chiaramente questo governo è l'ultimo arrivato e il problema si è creato nel corso degli anni. Per esempio io ho qui in mano l'inchiesta, gli ultimi dati a proposito delle migrazioni, sulla base appunto di quanto è stato registrato dall'Istat, e per esempio ad essere aumentato tra quelli che se ne vanno sono state soprattutto le donne. Nel 2024 le donne erano il 47,3% dei 18-39 anni che lasciano l'Italia, un dato mai toccato prima se escludiamo il 2020, fino a 10 anni fa era meno del 45%, a inizio secolo, a inizio quindi del 2000, poco più del 40%. Se consideriamo l'insieme di tutti gli italiani partiti per l'estero, la fetta di donne con meno di 40 anni e più di 17 è quella che è cresciuta in più di 20 anni, passando dal 21,2 al 28,4% in valore assoluto, da poco più di 8.000 a più di 44.000. È una tendenza che emerge nell'emigrazione verso le principali destinazioni. Nel caso delle partenze per la Germania, le donne nel 2024 sono state il 47%, per la Francia è dal 2014 che sono stabilmente più della metà. Nel caso del Regno Unito c'è perfetta parità tra uomini e donne, e poi per la Spagna addirittura la percentuale di donne nel 2024 è arrivata a oltre il 50%, e negli ultimi 20 anni l'incremento della presenza di donne italiane è stato maggiore che altrove di quasi 12 punti. Attenzione, parliamo di ragazze che molto spesso sono giovani, laureate, senza figli, vengono da regioni produttive, non fuggono dalla povertà, ma da un paese incapace di valorizzare le energie migliori. Se mi posso permettere, in un certo senso tra queste donne ci sei stata anche tu, perché se non sbaglio sei andata a lavorare in America. Sì, io sono andata a lavorare negli Stati Uniti più per una ragione di applicazione della meritocrazia. Sono sincera con te, perché allora qua ci sono 2 temi. Il primo tema l'hai detto tu stesso, perché in Spagna c'è più occupazione femminile, perché hanno svoltato moltissimo sui congedi parentali. In realtà loro anche addirittura sui congedi obbligatori. Quindi però, ripeto, loro lo fanno da anni, noi abbiamo iniziato adesso, e tra l'altro abbiamo iniziato con un governo di centrodestra, perché la sinistra su questa cosa sbraitava alla luna ma non l'ha mai fatto, quindi abbiamo iniziato noi, quindi questo è un percorso, magari siamo arrivati dopo, grazie a noi, ribadisco, ma ci stiamo arrivando. Poi però c'è anche un tema puramente meritocratico, cioè è chiaro che dove applichi la meritocrazia le donne arrivano in modo naturale. Io molto apprezzo la posizione della Lega, che è molto critica verso le quote ma molto fautrice dell'approccio meritocratico, perché è indubbio, caro Antonino, che se
la maggioranza delle donne sono quelle che si laureano a pieni voti e vincono i concorsi, e poi la minoranza delle donne sono quelle che hanno un impiego dirigenziale, c'è un problema. È chiaro che evidentemente o tutte le donne, dopo che hanno superato tutti i concorsi pubblici, si rivelano meno capaci sul lavoro degli uomini, e scusami, mi permetto di metterlo in dubbio, o c'è un tema di approccio meritocratico nel mondo del lavoro. Io ne sono un esempio, perché io qua, giovane avvocatessa di 30 anni, bionda, ve lo dico da sola, anche un po' caruccia, sì, facevo carriera, però Stati Uniti mi hanno fatto capo dell'ufficio legale della multinazionale della sussidiaria italiana. Quando io andavo dai miei omonimi italiani, avevano tutti 20 anni in più di me ed erano tutti maschi. Ora non è più così, ora è cambiato tanto, è cambiato in politica, è cambiato nel mercato, ma passi avanti bisogna farne, perché è evidente che le donne se ne vanno non solo perché magari c'è bisogno di lavoro, ma perché all'estero c'è bisogno di lavoro qualificato, alto dirigenziale, che qua ancora non è riconosciuto. Poi, senza gettare la croce sull'Italia, perché questo credo sia un problema molto europeo, però insomma passi avanti sono stati fatti, e secondo me questo è un governo che sta portando avanti delle politiche intelligenti. Poi c'è un terzo tema, del Sud. È chiaro che al Sud c'è un approccio anche culturale, perché è di tutta evidenza che al Sud magari tradizionalmente ancora purtroppo l'indipendenza economica della donna non è valutata. C'è anche da dire però, Antonino, che se una donna guadagna facendo il quadro in un'azienda 1.800 euro e poi ne deve dare 1.000 per la tata che guarderà suo figlio, si fa due calcoli tra benzina e pranzi fuori e dice: il figlio me lo cresco io. Certo. Cioè, è questo il problema a cui dobbiamo ovviare, posti di lavoro qualificati che abbiano degli stipendi adeguati. Esatto, è proprio questo il punto. Soprattutto deve essere, secondo me manca un'idea imprenditoriale, cioè io non investo sulla donna perché la donna mi resta incinta. Ecco, io devo investire invece su una donna, sia che scelga di restare incinta, sia che scelga di vivere la sua vita senza figli. Cioè, in qualche modo dobbiamo trovare degli incentivi per i datori di lavoro, secondo me, che garantiscano... Sì, certo, infatti noi la strada è questa, no? Quando dico decontribuzione per le mamme lavoratrici è quello che ha fatto questo governo. Poi, al netto degli incentivi, è anche un cambio culturale, cioè dobbiamo iniziare a dirci tutti quanti che quando si decide che una donna viene immessa nel mercato, non è che si fa un favore a quella donna lì, si fa favore al mercato. Cioè è provato che la crescita del PIL ha un'accelerazione quando vengono immesse le donne nel mercato, e non è che adesso voglio fare la rivendicazione femminile, siamo più brave, però è un dato scientifico, è provato. Quindi dobbiamo iniziare a metterci in testa che queste politiche, che ancora chiamiamo le politiche femminili, le politiche per le donne, non sono politiche femminili, politiche per le donne, sono politiche per la nostra società, in due aspetti: l'aspetto della qualità lavorativa, e quindi della produttività e quindi del PIL, e l'aspetto della continuità del paese, perché chi fa un figlio per tutti quanti, un figlio che poi lavorerà per le pensioni di tutti quanti, cioè è un dato economico. Quindi le donne che partoriscono dovrebbero essere tenute su un piedistallo da una società. Pienamente d'accordo, posto che, ripeto, ogni donna deve essere libera di scegliere il suo futuro e di scegliere quello che vuole fare nella vita, però se sceglie di avere dei figli, appunto, deve essere adeguatamente tutelata. Laura, senti, sono qua su Fanpage e parliamo di una cosa che spesso è stata definita con una serie di, come possiamo dire, di giochi di parole. Io ricordo le mie compagne al liceo dicevano sono caduta dalle scale, c'è chi dice mi è venuto il marchese, mi è venuto a trovare il marchese, e via. Ecco, il punto è questo: passano gli anni ma il tabù resta. Il discorso del 28 di maggio, che è la giornata internazionale dell'igiene mestruale, nata proprio per sensibilizzare questo tema che spesso appunto è stato avvolto nel silenzio, diciamo così, c'è stata una ricerca Dignity di Initial che ha messo a confronto due generazioni, i millennial e la generazione Z, quindi quelli nati attorno al 2000 che oggi hanno
più di 20 anni, e la generazione Z, quelli nati attorno al 2010, per analizzare l'evoluzione del rapporto con le mestruazioni e l'impatto di certi stereotipi nella quotidianità. Cosa è emerso? Lo stigma è ancora forte, nonostante le mestruazioni siano del tutto naturali, vengono ancora percepite con disagio, come qualcosa di cui vergognarsi e da nascondere. Addirittura il 37% delle millennial ritiene che avere libero accesso agli assorbenti nei luoghi pubblici avrebbe migliorato la gestione del ciclo durante l'adolescenza. Una donna su 2 ha dichiarato di aver rinunciato ad attività sportive o ricreative per mancanza di assorbenti o spazi idonei per il cambio, una percentuale che arriva al 61% nella generazione Z. Un dato che deve far riflettere il 37% delle donne che ha rinunciato almeno una volta a un appuntamento privato o professionale per il timore di non avere una protezione adeguata. Questo numero fa capire quanto possa influire nella vita di tutti i giorni lo stigma delle mestruazioni se non affrontato nel modo giusto. Per questo sono soprattutto le nuove generazioni a chiedere un cambiamento per un futuro più libero, il superamento dei pregiudizi legati al tema e un libero accesso ai sistemi di supporto. Perché c'è sempre questo atteggiamento sporco nei confronti delle mestruazioni? Chiamiamole col loro nome. Allora, è premesso che io non spero e non credo sia così, almeno non è la mia esperienza, no, sarà così per carità, ma non è la mia esperienza personale. Io non ho nessuna amica, né io neanche da ragazzina, e diciamo anch'io non sono esattamente una generazione Z, ma sono una generazione X, quindi ho una certa, ma non ho mai avuto nessun tabù per questo. Guarda, io credo che sia possibile quello che dice questa ricerca, ma vorrei capirne gli scopi di questa ricerca, perché visto che sono ragazza maliziosa, ho notato che spesso questo viene utilizzato per poi dire bisognerebbe dare i famosi giorni di possibilità di rimanere a casa quando uno ha il ciclo. Allora, guarda, sono molto schietta su questo. Io sono sempre dalla parte delle donne, però queste mi sembrano veramente cose ideologiche. Cioè, già adesso se una sta male si fa fare un certificato medico e sta a casa. Adesso che uno debba riconoscere mensilmente la giornata per cui uno ha diritto a stare a casa perché ha il ciclo, tra l'altro questo con un costo per la collettività non indifferente, che questa è una di quelle battaglie di sinistra, salvo che poi ai congedi parentali ci pensiamo noi, lo trovo un po', diciamo, esagerato. Così come l'altro tema a cui porta di solito questo è pannolini per tutti. Sì, ma pannolini per tutti, mica li produciamo noi dello Stato i pannolini per tutti, li producono delle aziende che li vendono. Allora, io penso che quando abbiamo ad esempio aumentato le tasse sui pannolini, noi abbiamo, diminuito le tasse sui pannolini, noi siamo stati gli unici che l'hanno fatto. Poi cosa è successo? Che i produttori di pannolini non hanno abbassato il prezzo. Allora, tutte queste iniziative pubbliche, no? Per cui mettiamo risorse sugli assorbenti e poi vengono mangiate, tra virgolette, dai produttori di assorbenti, non mi va bene. Cioè, se io adesso dovessi mettere da tutte le parti nelle scuole gratis assorbenti, facendo pagare a te e a tutti quanti i pannolini di tutti per le società degli assorbenti, no, grazie. Cioè, noi avevamo abbassato le tasse, non so se mi spiego, e il prezzo è rimasto quello. Cioè, l'utile, attenzione, le avevamo abbassate noi e non la sinistra. Il prezzo è rimasto quello. L'utile l'hanno preso i produttori di assorbenti. Allora, per carità, non deve essere tabù, figuriamoci, questa ricerca avrà delle sue radici, però vorrei capire il finale della ricerca, perché se il finale è un finale virtuoso, cioè usciamo dal tabù delle mestruazioni tutti contenti, se il finale è un finale, dai, facciamo pagare al contribuente i pannolini di tutte, un attimo, ci sono altre priorità. Io sono contentissima se un giorno saremo in un mondo in cui possiamo distribuire assorbenti gratis alle donne, però credo che adesso le risorse per le donne dovrebbero essere impiegate un po' diversamente, considerato che abbiamo le 14enni ammazzate dagli ex fidanzati di 19 anni, considerato che abbiamo un sacco di donne che non hanno un lavoro, un sacco di donne che non possono pagarsi l'asilo. Ecco, diciamo che prima di arrivare all'assorbente c'è qualche passo da fare. Quello che invece credo, Antonino,
meno che sia veramente un tabù nel nostro paese come nel mondo, e che necessiterebbe di uno sforzo culturale enorme, e che adesso sta iniziando un po' come movimento negli Stati Uniti, è invece il tabù della menopausa. Cioè lì sì che secondo me c'è ancora una sorta di tabù generale, per cui la donna in menopausa è una donna che in qualche modo è scaduta. Scusami, sto esagerando, cioè una donna che non può più avere figli, secondo loro, perché poi non è neanche vero, perché questo è anche ascientifico, perché succede anche alle donne in menopausa di rimanere incinte talvolta, ma non è questo, no, meno appetibile, meno desiderabile, meno donna. Questa è una cosa folle, vergognosa, anche perché, con tutto il bene, anche gli uomini vanno in andropausa, ma nessuno si sogna di dire a un uomo che è andato in andropausa sei meno appetibile, no? E quindi ecco, questo eventualmente secondo me è un vero tabù culturale su cui ancora non c'è discussione, non c'è un dibattito. E visto che per esempio invece la menopausa è un momento della vita dove le donne hanno grandi, non tutte, ma alcune hanno grandi disagi sia di natura fisica che di natura psicologica, secondo me parlarne un po' di più, fare dei forum di approfondimento, parlarne anche a livello, ecco, io sai, non sarò mai ministro delle pari opportunità, ma quando e se dovesse succedere, questo per esempio è un tema su cui creerei una sensibilizzazione pubblica, perché secondo me quello è ancora il tabù, se vogliamo vedere nell'arco femminile della vita di una donna. Esattamente, sì, c'è questa idea che in fondo, vabbè, tanto non ha più le mestruazioni, quindi ormai è da buttare, il che mi sembra francamente una vera e propria stupidaggine, per non usare un linguaggio più forte, anche perché, ripeto, non è che si può valutare, non è che, cioè, anche solo incasellare una donna all'interno di questo discorso, fertile, non fertile, veramente lo trovo un discorso più degno del mercato delle vacche che non del rispetto che si deve alle donne. Anche qua, vedi, c'è una certa, se tu vuoi, oggettivizzazione del corpo delle donne, più che altro del loro utero. Ma detto ciò, tu accennavi giustamente alla storia della povera Martina Carbonaro, questa ragazza campana che è stata ritrovata morta ad Afragola. Il fidanzato, quasi 19 anni, insomma, per il momento ha confessato di averla uccisa, e c'è anche una dichiarazione del ministro Valditara che dice: esprimo grande dolore e profondo cordoglio per il brutale omicidio di Martina Carbonaro, siamo davanti a un barbaro assassinio che sconvolge e indigna tutti noi. Colpire a morte un adolescente indifeso, una giovane che rivendicava il proprio diritto alla libertà, è segno di una mentalità di dominio e possesso che deve essere sradicata dalla società tutta. La scuola continuerà a lavorare anche in nome di Martina per affermare la cultura del rispetto attraverso l'educazione a relazioni corrette e sane, contrastando ogni forma di prevaricazione e violenza. Ora, io però, sai, ogni tanto mi capitano sulla timeline di Facebook le fotografie di gente che magari si è sposata negli anni 70 o che era fidanzata negli anni 70, e io 14 anni, io 16 anni, lui 21, poi ci siamo sposati. Voglio dire, 16 anni e 21 c'è un abisso oggi come teste tra i due. Come fa una ragazzina di 14 anni a stare con uno di quasi 19? Punto 1. Punto 2, la cosa che io voglio sottolineare è questa. Crepè ha parlato all'ADN Kronos e lui dice sostanzialmente questo, che i femminicidi sono quello che abbiamo voluto. C'è qualcuno contro i social, qualcuno che ha detto che a 13 anni non si possono usare i social. Se uno ha un profilo social a 11 anni c'è un problema, non prendiamoci per i fondelli, perché di fronte a una morte ammazzata almeno dobbiamo avere la dignità di non raccontarci balle tra noi. Basta, finiamola. Che facciamo? L'ennesima fiaccolata? Rispetto per chi non c'è più. Abbiamo celebrato la serie Adolescence, ma nessuno ha però ragionato sul suo significato, sulla storia. Siamo in un baratro per puro egoismo, per pace sociale, perché non vogliamo sentire il peso di tutta questa cosa.
Questa sera decine di migliaia di ragazzine a 13 anni usciranno non alle 9, a mezzanotte. Non ho mai conosciuto un padre che si mette davanti alla porta. Anzi, quel padre o quella madre non solo aprono la porta e gli dicono divertiti, ma gli danno pure 100 euro. La colpa è di chi sceglie di star zitto, di farli indifferente, di chi sceglie di dire «Ah, ma chissà da quale famiglia è venuto fuori quello lì, noi siamo un'altra cosa». Non abbiamo ascoltato Pasolini 40 anni fa quando parlava del Circeo e adesso siamo qua. Posso dire una cosa, siccome io sono padre di una 14enne, mi sembra una gran cazzata questa dei genitori che gli danno la 100 euro per mandarle a divertire la sera. Comunque, prego Laura. No, Antonino, scusami, questo taglio non mi piace, sono sincera, tu sai, ogni tanto mi trovo in disaccordo, in questo caso mi trovo in disaccordo con te, con Crepè, non mi piace il taglio, cioè non è che adesso se viene ammazzata una ragazzina di 14 anni da uno di 19 è colpa della ragazzina di 14 che andava a letto con uno di 19, No, non è quello che volevo dire io. Sto drammatizzando, però sì, di tutto questo problema, l'ultimo dei problemi è che le ragazze a 14 anni escano con qualcuno che ha 5 anni di più, è l'ultimo dei problemi, semmai il problema è che ci sia un mostro che a 19 anni ammazza una quasi sua coetanea con una pietra in testa, la chiude in un armadio e poi dopo fa finta di partecipare alle ricerche. Allora sì che c'è un tema e questo tema deve essere affrontato culturalmente. Allora anche qui, con tutto il rispetto per il ministro Valditara, di cui condivido ogni singola parola, però sono un po' stufa di dire che c'è una mia proposta di legge, a mia prima firma perché la proposta è della Lega, che chiede e che è calendarizzata ma non sta andando avanti, che chiede che venga insegnata a scuola l'educazione al rispetto delle donne. Non parliamo di educazione sessuale, parliamo di educazione all'affettività, chiamiamola come volete, ma qua c'è un tema che evidentemente le famiglie non sono in grado di affrontare, perché se il padre di un ragazzo di 19 anni non si rende conto di avere un mostro in casa, premesso che non sappiamo, vedremo gli accertamenti, lui ha confessato, poi chi lo sa, ci vorrà un accertamento giudiziario, ma c'è un problema, perché non è che uno non ti accorgi che hai un figlio che è talmente disturbato che pensa alla donna come una roba di suo possesso e che se quindi questa lo lascia le tira una pietra in testa. Non è possibile questo. Allora, dove non arriva la famiglia, deve arrivare la scuola. Quindi ho benissimo i cordogli, qua sono d'accordissimo con te, basta ipocrisie, le fiaccolate, le agenzie, le cose, qua bisogna fare qualcosa e il qualcosa è culturale. Allora, c'ho lì una mia PDF, non capisco perché non vada avanti, cioè questo per me è inaccettabile. Si sono fatti dei progetti pilota, adesso basta, bisogna iniziare a insegnare a questi ragazzini fin da piccoli il rispetto delle donne e bisogna dire una cosa che disse la Bongiorno e fu altamente criticata, perché anche qui si disse fai vittimizazione secondaria, te la prendi con le vittime, con le ragazze, mentre invece il suo intento era giusto e bisogna ribadirlo. Ragazze, non andate all'ultimo appuntamento, ma non perché sia colpa vostra se ci andate, figurati, voi siete le vittime, perché purtroppo questi ultimi appuntamenti spesso sono un modo per fare violenza, perché la scusa vieni qui, parliamone, ok, rimaniamo amici e poi t'ammazzano. Adesso non voglio generalizzare, Antonino, non mi fraintendere, no. So benissimo che non era tua intenzione assolutamente fare vittimizzazione della 14enne, assolutamente, però ti dico, nell'avere ragioni tu, che c'è un tema di accesso a certe cose da parte dei ragazzi, salvo che poi, voglio dire, negli anni 50 si sposavano minorenni, però va bene, sono d'accordo con voi, ma prima di arrivare a questo problema, c'è un problema a monte, cioè qua abbiamo un problema serio su dei ragazzini maschi che ritengono le loro fidanzatine delle proprietà. E questo è un problema. Poi c'è pure la serie televisiva che parlava di questi maschi che non hanno vita sessuale, che quindi diventano benissimo, ma noi abbiamo un problema ancora alla fonte, cioè qua c'è un concetto di uomo che ritiene di poter possedere una donna. Qua siamo ancora paradossalmente all'anticamera della nuova patologia che affrontano gli Stati Uniti, dove affrontano il problema che tu stesso l'altra volta hai accennato di questi gruppi social vergognosi e disgustosi dove fanno antifemmine. Sì. Ma noi siamo ancora prima addirittura della patologia, cioè noi siamo ancora all'idea che ci sono dei maschi che ritengono che la donna sia roba loro e che non è accettabile che li lasci, perché se li lasciano loro la donna va benissimo, se lo fa lei no, tu sei roba mia, io ti annullo, ti disintegro. Questo non è più accettabile e se le famiglie, ripeto, non ci arrivano, ci deve pensare la scuola. Esattamente.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare, in azienda ne risponde la Miriam, è un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di GastroFree, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate stamattina. Per le amiche, per gli amici c'è anche un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista notte, vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate GastroFree, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com sezione integratori e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare lecito e rispondere è solo cortesia. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Esattamente, cioè qualcuno comunque un argine deve porlo, perché se no non ci arriviamo più. Se no non ci arriviamo più. Voglio dirti ancora una cosa, mio padre, e però su questo devo dire la verità, avete ragione tu e Crepè, mio padre mi veniva a prendere in discoteca, ok? Non lasciava che nessuno mi accompagnasse a casa. Io sono d'accordo con te, però te lo dico da genitore, non so che esperienza hai tu, mi rendo anche conto certe volte è difficile intercettare certe cose. Per questo quando dico la scuola deve aiutare, non voglio gettare la croce sui genitori, perché comprendo che sia più difficile con queste nuove generazioni, ma ci deve essere uno sforzo sociale. Quindi hai ragione, forse i nostri genitori stavano più sulla porta, forse erano più attenti, ma ci deve essere uno sforzo sociale. Sì, quello sicuramente, appunto. Non possiamo girarci all'altro lato, dobbiamo avere anche il concetto che, torno a ripetere, non esistono figli degli altri, sono tutti figli nostri. Per questo mo ci vuole, per riprendere anche lo stesso Don Milani, I care, mi interessa proprio questo, mi interessa perché sono figli nostri e abbiamo il dovere di averne cura e di occuparcene. Senti, sempre il 28 c'è stata la firma, batte l'agenzia stampa Italpress, di un accordo tra le farmacie e il Ministero della Famiglia. Le farmacie scendono in campo in difesa delle donne, il Ministero della Famiglia, della Natalità, delle Pari Opportunità, delle Farmaciste Insieme, FOFI, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite hanno firmato un protocollo d'intesa per rilanciare il progetto Mimosa nato 10 anni fa. Questo è l'esempio di quello che vorrei accadesse tra società civile e chi governa, ha detto Eugenia Roccella, Ministro della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, nel corso della conferenza stampa di presentazione del protocollo d'intesa. Una grande alleanza contro la violenza, perché se vogliamo produrre un cambiamento culturale, sappiamo che le leggi sono importanti, ma da sole non bastano, servono interventi corali. Le farmacie sono il luogo in cui c'è questo apporto di fiducia tra chi ci lavora e il cittadino, ma anche la possibilità di intervenire prima che la violenza arrivi alle peggiori conseguenze, ha proseguito
Questo protocollo può aprire ad altre occasioni, può davvero mettere in campo in maniera concreta lo slogan "Non sei sola". L'iniziativa mira a consolidare il ruolo delle farmacie come punti di riferimento territoriali per l'assistenza alle donne in situazioni di difficoltà, proseguendo un percorso avviato oltre un decennio fa col progetto Mimosa. Il progetto Mimosa oggi cambia, siamo passati da una donna sofferente a una sorridente, ha sottolineato Angela Margiotta, presidente di Farmacie Italiane. Con la firma del protocollo dobbiamo portare avanti un cambiamento culturale. Oggi in questa firma ci siamo tutti, se la farmacia è unita sicuramente saremo in grado di dare un grande aiuto ai nostri cittadini. Su 4 milioni di persone che entrano in farmacia, il 75% sono donne, quindi la capacità di interagire con una donna da parte di una collega farmacista è sicuramente più alta. Questo ha un significato molto importante per poter accogliere queste persone, indirizzarle verso eventuali rimedi e anche verificare i segnali spia per evitare l'escalation delle violenze. Dice Marco Cossolo, presidente di Federfarma. La farmacia è rete infrastrutturale del nostro territorio, all'interno della quale lavorano dei professionisti, e questo progetto fa sì che la farmacia sia vista come luogo di accoglimento e ascolto. Andrea Mandelli, presidente Fofi, ci occupiamo di una necessità primaria, quella delle persone che hanno bisogno di una mano per qualche situazione complessa. E poi il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato dice: questa iniziativa è importante per rispondere a un'emergenza globale della nostra società che purtroppo non ha un'unica soluzione. La bontà di questo provvedimento è legata all'approccio multidimensionale al problema. Allora forse si poteva evitare lo spirito di patata che si è fatto la settimana scorsa sul ministro Nordio quando diceva: donne, se siete in difficoltà rifugiatevi nelle farmacie o nelle chiese. Sì, allora, dunque, vediamo. Allora, premesso che quello che voglio dire è che non penso che il ministro Nordio avesse degli intenti, diciamo, negativi, no? Poi si può sempre strumentalizzare tutto, no, Antonino? Sì. Cioè, è chiaro che lui non stava dicendo che la soluzione alla violenza era rifugiarsi nelle chiese o nelle farmacie, stava dando probabilmente un consiglio, forse nell'ambito, non so, anche informale, non so in che ambito, insomma, poi si può sempre strumentalizzare, ma fatta questa premessa, io non penso che Nordio ritenesse che questa fosse l'unica soluzione o una soluzione. Io dico che di questa iniziativa mi piace tutto, forse il nome, Mimosa, lo trovo un po' banale, se devo fare una critica avrei trovato qualcosa di più originale, mi piace tutto, adesso a parte gli scherzi, è fondamentale, ringraziamo le farmacie aderenti, perché una cosa che abbiamo registrato anche in Commissione Femminicidio è che proprio i presidi di soccorso, quindi le farmacie, i presidi di pronto soccorso, sono i posti dove si intercetta meglio la violenza. Sì. Cioè magari la donna viene per un altro motivo, no? Perché magari si compra il farmaco per curare un livido piuttosto che... Sì, vai avanti tranquillamente. Sì. Dicevo Dicevi che del livido. esatto, intercettano la violenza, no? Quindi magari il pronto soccorso, la donna si presenta, dice: ho sbattuto, no, lei non ha sbattuto, la fanno parlare, intercettano la violenza. Quindi anche in Commissione Femminicidio abbiamo proprio messo a fuoco questa importanza di coinvolgere i presidi sanitari, e la farmacia fa parte di questa rete, per cui ottima iniziativa. Invece volevo un po' dirti che però giustamente noi facciamo sempre queste iniziative, parliamo dell'importanza di fare la lotta alla violenza di genere, di coinvolgere la società. Io voglio anche mandare lì ai nostri ascoltatori una provocazione, che poi non è una provocazione, diciamo è un dibattito che ho avuto con l'ex presidente del Consiglio Amato, perché se è vero che dobbiamo fare la lotta alla violenza, non dobbiamo confondere poi la lotta alla violenza e la violenza con quello che non è violenza. Cioè io ho trovato abbastanza assurdo, e mi è spiaciuto che venisse da una persona stimabile come Amato, dire per difendere quella sindaca che secondo me molto inappropriatamente, e lo dico da leghista, si è levata la fascia tricolore da sindaco, sì, sai, appunto, la sindaca. Sì. Amato ha detto che di fatto questa era stata una forma di non mi ricordo esattamente le parole che ha usato, ma una forma di predominanza del maschio sulla donna. Ecco, queste sono cose sbagliate, perché se poi facciamo diventare tutto violenza, tutto discriminazione,
dominazione, tutto pressione, tutto diciamo superiorità del maschio sulla femmina, e poi passiamo dalla parte del torto, perché le donne che sono vittime di violenza sanno benissimo che cos'è la violenza, non è quella roba lì. Le donne che sono vittime di pressione maschile o di dominanza maschile sanno benissimo che cos'è, non è certo quella roba lì di un giornalista che ti dice mettiti la fascia. Cioè, ecco, non vorrei che così come ci battiamo giustamente, evitiamo di farlo in maniera ideologica. Naturalmente il messaggio è alla sinistra, perché noi non lo facciamo praticamente mai questo, però ecco, no, adesso non è che qualunque cosa mette in difficoltà una donna è stata violenza psicologica o fisica, perché se no rischiamo di annacquare e poi non individuare le vere forme di violenza, sia fisica che psicologica. Esattamente. Tra l'altro, perdonami, io trovo che giustificare il fatto di non aver voluto mettere la fascia è perché, siccome me la stava imponendo un uomo, era un gesto patriarcale. Ecco, io credo che... Questo è ridicolo. Cioè, veramente, non c'è niente di patriarcale, è semplicemente il passaggio di poteri tra due realtà, e generalmente le istituzioni che io sappia non hanno sesso, almeno a scuola, all'università non ci hanno insegnato che le istituzioni fossero maschi o femmine, però se ora dobbiamo mettere il sesso pure in queste storie, il patriarcato pure in queste storie, vabbè, mettiamocele, che problema c'è? Però la cosa grave è che una donna si permetta di utilizzare questi argomenti per difendere una sua azione sbagliata, mettendo così, sminuendo tutti gli altri veri casi di violenza. Questo è grave. Questo è grave, cioè non è che la donna può fare la vittima e vittimizzare problemi che ha lei, in questo caso una persona che sbaglia, utilizzando categorie che invece sono inflitte ad altre donne e quindi sminuendole, no? E un po' anche, guarda, parlando di altro, io quando dico spesso perché le quote generalizzate non vanno bene, perché poi generalizzate promuovono magari anche delle donne non brave, allora poi queste non ci aiutano nelle battaglie per le donne brave, perché voglio dire, se si esagera, no? Adesso sì. Se si esagera sfruttando la tematica femminile per creare dei privilegi femminili, tu vai di fatto a ledere dei diritti di quelle che sono invece le vere vittime, le donne vittime magari di mancata applicazione di meritocrazia o le vittime di violenza psicologica. Ecco, questo è il tema. Esattamente. Senti Laura, noi ci avviamo alla conclusione di questa puntata e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e per il tuo tempo, con un'ultima notizia che tiro dal Guardian. Cioè, allora, sentite un po' che cosa succede in Arabia Saudita. In Arabia Saudita sono state istituite delle case di cura si chiamano, o anche Dar al-Reaya, che sono in realtà dei carceri femminili di rieducazione. Il Guardian negli ultimi 6 mesi, scrive, ha collezionato una serie di testimonianze su quello che c'è dentro queste istituzioni, che sono descritte come infernali. Settimanalmente le donne vengono frustate, ci sono degli insegnamenti religiosi forzati, non sono ammesse visite da parte dei parenti. Le condizioni sono così drammatiche che ci sono stati addirittura alcuni casi di suicidio o di tentato suicidio. Le donne possono passare addirittura degli anni rinchiuse là dentro, incapaci di uscire senza il permesso della loro famiglia o di un guardiano di sesso maschile. Ogni ragazza che cresce in Arabia Saudita sa che esistono le Dar al-Reaya, sanno quanto sono brutte ed è come l'inferno. Dice, ho provato a togliermi la vita quando ho scoperto che stavo per essere portata in un posto del genere. Sapevo che cosa succede alle donne là dentro e ho pensato non riuscirò a sopravvivere, dice una giovane donna saudita che poi è riuscita a scappare in esilio. Mariam Al-Dossari, un'attivista saudita che ha base a Londra, dice una giovane ragazzina o una donna potrebbero restare là dentro fino a quando non riusciranno a piegarsi alle regole che vengono loro imposte.
Mentre l'Arabia Saudita celebra appunto la possibilità che si celebreranno i mondiali femminili e si promuove meticolosamente sul palcoscenico mondiale come un paese riformato, le donne che hanno osato chiedere pubblicamente più diritti e libertà invece vengono condannate ai domiciliari, vengono mandate in galera oppure vengono esiliate. Gli attivisti dicono che queste case di cura saudite sono uno degli strumenti meno conosciuti del regime di Mohammed bin Salman per controllare e punire le donne, e vogliono che vengano abolite. Tra l'altro sono state istituite niente meno negli anni 60, all'inizio dovevano essere case rifugio per donne che sono accusate o condannate di vari crimini, e dovevano servire a riabilitarle e rieducarle per farle tornare in famiglia. In realtà sono né più né meno delle prigioni dove peraltro tu perdi il nome quando entri e diventi un numero. Funzionava così pure ad Auschwitz, o sbaglio? Sì, purtroppo funzionava così anche nella vecchia Europa, in alcuni casi. Cioè, durante il regime fascista, le amanti varie messe come pazze perché avevano partorito. La Dalser, stai dicendo tu, sì. Purtroppo non è una roba su cui possiamo proprio fare i primi della classe, se guardiamo alla storia. Chiaro che sentirne parlare nel 2025 fa caponare la pelle. Poi detto questo, benissimo, perché tu giustamente hai anche un impegno internazionale, quindi noi abbiamo il dovere di guardare anche la situazione femminile al di fuori dai nostri confini. Io mi accontenterei già che gli immigrati che sono sul nostro territorio mandassero le loro figlie a scuola, non gli imponessero il velo e consentissero loro di vestirsi all'occidentale. Cioè, senza andarmi a spostare negli altri stati, io penso che abbiamo anche un tema qua. Tant'è vero che la Lega ha fatto delle leggi in tal proposito, e io credo che ci voglia un impegno di vigilanza sulle ragazze che abbiamo di immigrazione, soprattutto secondaria, sul nostro territorio. Visto e considerato, tra l'altro, il recente report degli 007 francesi che dicono che l'Italia sta per diventare la scuola di indottrinamento islamico preferita dai fratelli musulmani, in quel di Verona soprattutto. E Verona io preferisco che continui a essere associata a Giulietta e Romeo e non a Sharia e Turbante, se posso, appunto. Assolutamente. Diciamo che non aiutano le campagne propagandistiche dell'Europa in cui fanno credere alle donne che il velo non sia un atto di sottomissione. Appunto. Ma vabbè, questo è tutto un altro discorso. Appunto, del resto in questa società ci raccontano che due donne sono due madri, lo dice la Consulta, per cui io non aggiungo altro, ne abbiamo parlato lunedì scorso. Laura, il nostro tempo è finito, io ti voglio ringraziare come sempre, niente, buona festa della Repubblica. Posso dire una cosa? Io di mio, credo di avertelo detto già una volta, io di mio sarei monarchico, ma quando penso... Mia nonna, che scriveva viva il re. Esatto, ma quando penso, ahimè mi spiace dirlo, agli eredi di Re Umberto, che era un gran signore e sarebbe stato un gran re, viva il 2 giugno tutta la vita. No, io invece sono una sincera democratica, viva il 2 giugno, viva le frecce tricolori. E viva l'Italia, grazie Laura. Viva l'Italia, grazie a te, buon 2 giugno a tutti, grazie davvero, grazie.